Il 2 aprile del 2005 moriva dopo un pontificato molto lungo, il terzo della storia, Karol Wojtyła, papa col nome di Giovanni Paolo II. Dopo una lunga malattia, alle 21:37 del 2 aprile di 7 anni fa, il suo cuore ha cessato di battere, lasciando una profonda angoscia tra i fedeli, la gente comune, tutti coloro che lo hanno amato sin da quel 16 ottobre 1978, giorno in cui iniziava il suo percorso come papa, per la pacatezza dei modi, la bontà d'animo che traspariva dai suoi occhi, per l'incisività delle sue parole poi tradotte in fatti concreti in tante circostanze. Un papa dunque amato profondamente anche per quella umanità e per la forza dimostrata durante la lunga malattia, che lo ha reso il simbolo della sofferenza sopportata con coraggio e dignità in nome di Cristo morto in croce. Il giorno del suo funerale tutti invocarono la sua beatificazione. Il 1° maggio del 2011, in una gremita a Piazza San Pietro, a 6 anni dalla sua scomparsa, Papa Benedetto XVI ha presieduto la celebrazione della sua beatificazione, primo e importante passo verso la santità. E anche se non subito, molto presto Giovanni Paolo II tornerà sugli altari. Per la Chiesa, infatti, il miracolo è il sigillo della santità e affinché si concluda l'iter della canonizzazione e dunque Giovanni Paolo II diventi santo, è necessario un miracolo avvenuto dopo la beatificazione. Pare che adesso la Congregazione delle Cause dei Santi, presieduta dal cardinale Angelo Amato, stia vagliando alcune segnalazioni di presunti miracoli avvenuti grazie all'intercessione del Pontefice. 3 gli elementi da valutare per stabilire che si tratti o meno di miracolo: l'istantaneità della guarigione, la durata dunque non deve trattarsi di un miglioramento passeggero, e il fatto che non deve essere scientificamente spiegabile. Solo a partire da questo momento tutto sarà affidato al Papa, che deciderà in piena autonomia se approvare ufficialmente il miracolo e dare il via libera alla canonizzazione fissando la data. Una canonizzazione, quella di Karol Wojtyła, che potrebbe arrivare entro un anno. Finalmente santo allora, con una sua data sul calendario per la venerazione in tutto il mondo, da parte di quei fedeli che hanno visto in lui un padre misericordioso che ha lasciato un vuoto incolmabile, anche se è immenso il patrimonio spirituale che ci ha lasciato in eredità.